Tutto pronto per la quinta corsa. Una categoria D. Sono in 7 al via per il tiro del numero 6, 1 Voltaggio, Edoardo Baldi, 2 Velina Jet, Patrizio Baldi, 3 Sheridan 3, Adrian Gioni, 4 Vortice d'Amore, Roberto Vecchione, 5 Un Vero HBD, Lorenzo Baldi, in seconda fila 7 Veronese, Salvatore Valentino, 8 Utopia Trio, Marco Stefani. Allineamento che va formandosi. 5 in prima, 2 in seconda fila. Leggermente discosto Voltaggio che ora si avvicina. Stacco della macchina. 4 su di una linea. Voltaggio, Velina Jet, poi Vortice d'Amore e Un Vero HBD. Attacca Vortice d'Amore, prende il comando davanti a Voltaggio. Poi Velina Jet è rimasto di fuori, Un Vero HBD. La quarta posizione per Sheridan Treb davanti a Veronese, mentre Un Vero HBD rinuncia. E si fa sfilare da Utopia Trio che avanza al largo. Tanto in vantaggio Roberto Vecchione col figlio di Mago d'Amore arriva al paletto dei 400 metri in 29,8. Sempre Voltaggio, seconda posizione alla corda, davanti a Velina Jet, poi di fuori l'otto di Utopia Trio che si trascina Un Vero HBD, in coda Veronese. 600 metri in 45 scarsi. Arriviamo al passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Vortice d'Amore con in schiena Voltaggio. Al largo Utopia Trio, avanza gratamente trascinandosi Un Vero HBD, la retta qui davanti alle tribune in 15,2, viene fuori un giro in un minuto appena abbondante, sempre in vantaggio il figlio di Mago d'Amore della scuderia Logan con Roberto Vecchione. Utopia Trio si avvicina al battistrada trascinandosi Un Vero HBD, sempre Voltaggio di secondo alla corda, 1,15 e mezzo il primo chilometro. In terza posizione Velina Jet, prova a avanzare Veronese, mentre Sheridan Treb sempre in quarta posizione lungo la corda. Un Vero HBD mantiene il ritmo sollecito, retta di là, percorso in 14,1. Utopia Trio nonostante tutto è ancora lì all'esterno scoperta con di dentro Voltaggio, poi in seconda pariglia Un Vero HBD, lungo la corda anche Velina Jet. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 14,3, ha preso vantaggio importante l'allievo di Gennaro Casillo. Ultimi 100 metri, Vortice d'Amore deve fronteggiare l'attacco interno di Voltaggio, ma Vortice d'Amore viene a vincere bene su Voltaggio, mentre buona terza Utopia Trio davanti a Velina Jet. Ancora 28 e mezza a chiudere, viene fuori una media di 1,13,6 che consente la 14ª vittoria in carriera per Vortice d'Amore, il Mago d'Amore dell'azienda agricola Logan. Gennaro Casillo al training, Roberto Vecchione alla guida, la quota da favorito di 1,69.